Ehi là! Ben ritrovati! La partenza da Codera è coinciso con l'inizio della calura e infatti il lago di Como ci ha regalato fin dall'inizio un'accoglienza caliente. Il buon Enzo ci ha ospitato nella sua bellissima baita a Garzeno, prima di imbarcarci sul battello per Bellagio. Da qui il nostro cammino è continuato sulla dolce dorsale del Triangolo Lariano. L'inno di Mameli, eseguito dall'Orchestra degli Alpini, ci ha sospinto verso lo splendido borgo di Torno, sulle rive del lago. Lungo mulattiere e scalinate infinite, siamo tornati alla civiltà a Como. Dopo 3 mesi di cammino, per la prima volta ci siamo sentiti davvero spaesati. E quando meno te lo aspetti, ecco che lungo il sentiero incontri qualcuno che, come noi, sta scoprendo il Sentiero Italia. Rudolf, un simpatico ragazzo francese. All'ombra dei castagni riprendiamo il nostro viaggio sul filo di confine tra Italia e Svizzera, tra trincee e gallerie belliche, sbucando così a Porto Ceresio, affacciato sulle azzurre acque del lago di Lugano. Entriamo quindi nella provincia di Varese, dove il sole splendente, prati dorati e boschi di felci e betulle ci fanno compagnia fino all'accogliente rifugio d'Umenza. L'area rovente si satura di elettricità e così ci troviamo tra temporali e piogge improvvise, in un'atmosfera surreale, costretti a trovare riparo in qualche baita abbandonata. Siamo stati qui, c'è un locale fantastico, famoso. Ritroviamo presto il sole nell'incantevole borgo di Piero, che ci riserva una festa bellissima. Ormai ci siamo, il lago Maggiore è sotto i nostri occhi. Gli ultimi passi in questa quarta regione, la Lombardia, che ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Da Cannobio muoviamo i primi passi del nuovo capitolo, il Piemonte, che con le sue 40 tappe si prospetta molto lungo.